Un piano strategico che individui priorità e sostenibilità economica, perché le infrastrutture non basta progettarle, bisogna poi completarle. Si declina così l'intervento della Presidente del Friuli Venezia Giulia, Deborah Serracchiani, che insieme all'amministratore unico di ANAS, Pietro Ciucci, ha inaugurato oggi la Galleria Fortezza della Chiusa, nel comune di Chiusaforte. L'opera, per la quale Serracchiani ha avuto parole di apprezzamento, aperta al traffico, completa gli interventi di ripristino di oltre 40 km di Ponte Bana, dopo i danni causati dall'alluvione del 2003, con la galleria che mette la strada a riparo dalle piene del Fella. Ricordando di aver mantenuto a sé la delega su questo settore, la Presidente ha sottolineato la necessità di un rapporto con le regioni e i paesi vicini, coinvolgendo Roma e Bruxelles nel finanziamento di opere importanti per il lavoro e lo sviluppo del territorio, sullo sfondo di una collaborazione proficua con ANAS. Ultima sottolineatura, Serracchiani l'ha riservata alla sicurezza sul posto di lavoro che, ha detto ricordando gli ultimi incidenti mortali in azienda, va garantita in termini sempre più pressanti e puntuali.